Ma ciao a tutti amici, da Napoliello87. Prima di iniziare con il video invito come sempre a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale se siete nuovi, attivando la campanellina per restare sempre aggiornati con i nuovi video. E ragazzi, il Napoli che reagisce bene alla partita, ieri sera pareggiata 2-2 contro il Leicester. Allora, facciamo il commento a freddo perché ieri sono stato anche un po' veloce, qualcosa ho sbagliato anche a commentare, visto che facendo la live non è mai facile anche guardare tutta la partita, me la sono riguardata e per questo ve la vado a commentare anche meglio, no? Allora, partiamo dal fatto che il Leicester è partito bene e ha fatto i primi minuti giocando bene, meglio di noi, e ha fatto gol. Pian piano siamo venuti fuori noi, con la nostra qualità abbiamo cominciato a giocare noi ragazzi, già nel primo tempo abbiamo costruito tante palle gol, diciamo tutto sommato in tutta la partita il Napoli meritava un altro risultato, il Napoli avrebbe potuto vincere questa partita con più margine, invece l'abbiamo solamente pareggiata dopo che una partita sembrava persa, dopo che la partita andava sul 2-0, era destinata ad andare sul 2-0, invece Osimhen fa 2 gol della Madonna e il Napoli riesce a pareggiare la partita. Che gol fa ragazzi? Ma quanto è forte Victor? Ma quanto cazzo è forte? Gol di pallonetto, gol di testa strepitoso, ma quando si è alzato? Mamma mia Victor! Parlando dei 2 gol invece subiti, errori difensivi dei 2 terzini, prima di Di Lorenzo e nel secondo gol del secondo tempo di Malqui, che praticamente spingano tanti in avanti ma dietro poi non tornano e lasciano dei buchi difensivi dove l'Leicester va a far gol. C'è da migliorare sotto questo aspetto, sicuramente Spalletti lo farà, perché Spalletti, grazie anche a lui, questa partita l'abbiamo riuscita a riprendere, perché il Napoli si perdeva 2-0, aveva costruito tanto e qui c'è bisogno di migliorare anche su questo, essere più concreti sotto porta, perché non è possibile ragazzi che l'Leicester faccia 5 tiri in porta in tutta la partita e faccia 2 gol, più il gol annullato per fuorigioco che c'era, di poco ma c'era, invece il Napoli fa 22-23 tiri in porta e ne fa solo 2 come l'Leicester di gol, e questa è una statistica dove va rivista. Il Napoli deve essere più cattivo sotto porta, però la reazione c'è stata, questa è la cosa importante. E poi vi volevo dire, ecco, che Spalletti l'ha pareggiata lui sta partita dalla panchina, ancora una volta un ass che spacca la partita è un grande Politano, perché anche Politano ha fatto un'ottima partita fornendo l'assist del 2-2 per Osimhen. Fabiano mi è piaciuto, anche se va a sprazzi nella partita, nel secondo tempo sicuramente meglio, ma lui fa l'assist per il primo gol di Osimhen, su una giocata del Napoli, ragazzi, scambi nello stretto, 2-3 passaggi, arrivato ad Osimhen col colpo di testa di Fabiano, veramente tanta roba il secondo gol del Napoli, anzi il primo gol, scusate, sul pallonetto di Osimhen finale. Comunque ragazzi, un Napoli che meritava di più. Se andiamo a vedere il primo tempo potevamo fare certamente molto di più, abbiamo sprecato tanto con Zielinski, con Malqui, con lo stesso Osimhen, con Insigne, tanto, veramente tanto. Il Napoli deve migliorare sotto questo aspetto, dobbiamo essere più cattivi sotto porta. E poi la fase difensiva che ha concesso i 2 gol quando praticamente eravamo tutti sbilanciati in avanti, con 2 contropiedi ci hanno fatto 2 gol, perché il Leicester in tutta la partita ragazzi che cosa ha fatto? 5 tiri ha fatto e tutti tiri di partenza, poi li abbiamo schiacciati, peccato per il risultato, ma comunque un 2-2 non è da buttare lì in Inghilterra, non è proprio da buttare. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoliello. E niente ragazzi, con questo è tutto, buona serata a tutti amici, da Napoliello87, come sempre voglio forza Napoli.